Conte dal 4 maggio ripartiamo con cautela, allentiamo restrizioni senza stravolgere, incontro con Mattarella in vista del vertice di Bruxelles. Italia della fase 2, più libertà di movimento ma con limiti ben precisi, obbligo di mascherine e distanziamento nei mezzi pubblici e al lavoro. Tra poco il Consiglio europeo, Merkel sì a maggiori contributi, no a Eurobond, la BCE accetterà i titoli spazzatura. Aumentano i guariti e sempre meno ricoveri, ma ancora più di 400 vittime in un giorno. Comitato tecnico-scientifico, serve prudenza. Chiesta RSA, i PM indagano sul blocco tardivo delle visite dei parenti e mancanza di mascherine, Gallera strutture poco adatte per l'emergenza. Decessi sottostimati in Europa, Financial Times più del doppio in Gran Bretagna, l'OMS ora evitare errori, emergenza Amazzonia e fosse comuni. La forza tra le pagine per la giornata mondiale del libro e boom sui social, una maratona della Fondazione De Sanctis con i grandi capolavori della letteratura, scrittori, attori, gente comune legge e si racconta. Da qui il coraggio per affrontare l'emergenza. Buongiorno dal TG1, sarà una ripartenza graduale.